A tutti voi buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Elettroshock. Gli ultimi eletti è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Il riferimento è ai sindaci che appunto sono stati eletti con l'ultima tornata delle amministrative, alcuni dei quali saranno protagonisti oggi di questa puntata. Ci racconteranno delle motivazioni che li hanno spinti a scendere in campo, dei prossimi impegni per il loro territorio, ma parleremo un po' anche della responsabilità, delle difficoltà legate al fatto non solo di essere sindaci, ma di essere sindaci in un periodo storico che obiettivamente non è proprio dei più semplici. Allora vado subito a presentarvi, a salutare gli ospiti che abbiamo in studio e allora ringrazio Giuseppe Tellini, sindaco di Palmanova. Buonasera, grazie per essere con noi. Ringrazio voi, ai telespettatori, buonasera. Saluto anche Franco Lenarduzzi, sindaco del comune di Ruda. In questo caso abbiamo un sindaco confermato, rieletto, che è appunto il sindaco di Ruda, e un assessore uscente per quanto riguarda Tellini, che appunto adesso si trova alla guida del comune di Palmanova. E abbiamo poi in collegamento via Skype il nuovo sindaco di Latisana. E allora salutiamo e ringraziamo per la sua partecipazione Lanfranco Sette. Buonasera. Buonasera, grazie. Un saluto a tutti, anche ai colleghi sindaci. Allora, poi si alterneranno nel corso della puntata altri sindaci con i quali insomma andremo a parlare. Parto subito con Lenarduzzi per raccontare di qualcosa che è successo oggi. Siete stati invitati dal prefetto a Udine, giusto? Vogliamo raccontarlo? Sì, abbiamo avuto questo graditissimo invito, dal punto di vista istituzionale molto gradito. In sostanza il prefetto ha desiderato incontrare una parte dei sindaci neoeletti o riconfermati, ed è stata l'occasione certamente, al di là, come dire, dell'incontro personale, di poter esprimere alcune tematiche che riguardano i nostri rispettivi territori. Alcune si intrecciano poi perché i comuni sono limitrofi, altri sono proprio peculiari di una entità territoriale, però devo dire è stata una bella occasione di ascolto reciproco e di confronto sui temi generali. Poi c'è da dire che in questo momento, magari torneremo sul tema, mancando un ente come dire, che tra il comune e la regione fa da in qualche modo intermodalità, la prefettura si è offerta su certi temi, chiaramente non su tutti, di fare un punto, fra virgolette, di ascolto tra sindaci e il prefetto, anche perché il prefetto è un po' il riferimento dei sindaci per quanto riguarda l'ufficialità dell'azione dello Stato, di governo. Quindi è bene che ci siano questi rapporti tra le istituzioni ed è bene che il confronto reciproco sia sempre attivo. Come si prepara a questo nuovo mandato? Beh, un mandato che si appoggia su 5 anni, devo dire, molto faticoso. Giustamente lei faceva riferimento a quello che è passato e quello che sta ancora passando, che è il tema della pandemia, e i sindaci sono stati tutti quanti in prima linea a dare un contributo umano e di vicinanza, ancorché poi dal punto di vista istituzionale a fare da riferimento a tutte le nostre comunità. Quindi è stato un mandato che si è chiuso in maniera un po' faticosa, anche perché le parti, come dire, amministrative, progettuali, cioè non è che si sono fermate perché c'era la pandemia, dovevamo comunque portare avanti il grosso del lavoro che avevamo iniziato, magari portando a compimento, in alcuni casi anche iniziando nuovi progetti, e nel frattempo gestire un qualcosa che era lì per certi versi per la prima volta, quindi relazioni tra complessi, come dire, istituzionali più ampi, letture di quelle che arrivavano in termini di dispaccio proprio, no? Dai documenti della prefettura, dalla protezione civile regionale, e noi dovevamo fare sindaci e molto spesso ci trovavamo, come dire, in relazione a dire ma come applichiamo questa cosa, come risolviamo quest'altra, no? Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare anche qualcosa di molto originale, che è creare un centro tamponi
comunale con i volontari della protezione civile e i medici di base che hanno eseguito tutte le operazioni di carattere proprio tecnico, centro tamponi che ha servito un bacino quasi di 30.000 abitanti e poi è diventato anche forse l'unico centro vaccinale gestito da medici di base e dai volontari della protezione civile nella sede della protezione civile comunale. È stata un'esperienza anche molto bella, speriamo di continuarla fino a esaurimento, nel senso che speriamo poi che sì, davvero non serva più proprio esatto, per qualche mese. Esattamente. Sì. Vado dal neo sindaco di Palmanova, medico, assessore alla sanità uscente della giunta guidata da Martinez, sanità che è stato insomma un tema centrale anche della campagna elettorale. Allora che cosa, chiedo anche a lei intanto, che cosa l'ha spinta a candidarsi, qual è stato insomma l'elemento decisivo per lei? Diciamo che la spinta è venuta soprattutto dall'amore per la città e soprattutto dal fatto di non abbandonare un progetto che era stato iniziato 10 anni fa, che ha letteralmente cambiato, a mio avviso, la città, per cui c'era necessità di continuare a crescere e io mi sono prestato, pur avendo un'età quasi veneranda, a questo progetto, perché in effetti ci credo e sono sicuro che riusciremo a fare ancora di più di quello che abbiamo fatto in questi 10 anni. Anche perché la giunta che sono riuscito a mettere in piedi è sicuramente una giunta di persone qualificate, c'è l'apporto che è un valore aggiunto dell'ex sindaco Martinez, per cui credo che riusciremo a conseguire dei traguardi molto importanti. Torneremo a parlare soprattutto di sanità. Intanto vado dal neo sindaco di Latisana. Si era già candidato nel 2016, l'esperienza di assessore provinciale di Udine, visto che si accennava prima all'ente intermedio a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, adesso insomma questo ritorno in qualità di sindaco. Quindi anche a lei, per cominciare, la stessa domanda: che cosa l'ha spinta a scendere in campo nuovamente? La continuazione di un progetto che ha anche valenza politica, perché Latisana è una città con 14.000 abitanti e quindi ha anche, permettetemi di dire, delle responsabilità di ruolo ampio, per così dire. C'è sempre stato a Latisana un fervore di confronto politico, per fortuna sempre civile, sempre comunque amichevole, oserei dire, e in questo io ho sempre avuto una presenza appassionata e in quest'ottica abbiamo continuato a lavorare nel centrodestra, nei partiti, nei movimenti associativi e con i gruppi anche spontanei della popolazione, ed è maturata una candidatura che mi ha dato onore ed è scaturita proprio nell'ambito di una discussione molto ampia, molto partecipata, molto appassionata. All'inizio ero così in attesa di vedere se si consolidasse veramente. Nel corso dei mesi è avvenuto questo e quindi per me è stato veramente un onore e una gioia poter fare questa corsa tutti assieme, che ci ha dato una soddisfazione enorme, un risultato per noi veramente straordinario, per cui siamo veramente grati alla popolazione latisanese, a tutta la cittadinanza latisanese, perché è stato un voto ordinato, un voto molto in un contesto di cortesia, anche di rispetto reciproco. Ecco, è maturato in questo contesto e quindi siamo all'inizio di una esperienza e siamo anche all'inizio di un percorso con il massimo dell'entusiasmo. Allora, dicevamo prima di quanto possa essere difficile fare il sindaco oggi. Si dice la corsa alla poltrona di. Ecco, tra le tante poltrone possiamo dire che quella di sindaco non è proprio tra le più comode. C'è qualcosa che la spaventa, anche visto il particolare contesto, insomma, nel quale viviamo. Il sindaco è quello che quotidianamente si confronta con i suoi cittadini, con le sue richieste, con le perplessità, con anche i problemi che vengono appunto posti sul tavolo.
Sì, perché abbiamo delle responsabilità che sono quelle di recepire e percepire anche i bisogni della nostra popolazione in un contesto in cui c'è un'evoluzione in atto proprio delle dinamiche demografiche, per cui abbiamo una sempre maggiore necessità di assistenza, di aiuto, di sostegno nella terza età, questo perché per fortuna si allunga la vita. Abbiamo una sempre maggiore necessità e domanda di servizi, di assistenza, di supporto, di aiuto alle famiglie, perché c'è una grande difficoltà a fare figli, perché c'è una situazione economica comunque difficile, c'è una situazione in cui entrambi i genitori lavorano, hanno bisogno di aiuto, soprattutto nell'età prescolare, ma anche durante l'età scolare dei ragazzi. Le mamme lavorano i pomeriggi, dobbiamo creare situazioni, come dicevo prima, di supporto, di sostegno, di aiuto e di anche assistenza proprio anche per la fase formativa dei ragazzi. In tutto questo abbiamo una situazione in cui ad esempio una città come Latisana, che ha un ruolo socio-economico importante perché è proiettata su Vignano Sabbiadoro, su Bibbione, abbiamo un ruolo commerciale di una città che era un porto fluviale, quindi voglio dire il commercio è un elemento cruciale, storico, che ha caratterizzato l'evoluzione della comunità latisanese, ma è necessario tra l'altro fornire servizi, e quindi anche il settore del terziario nell'economia latisanese deve essere all'altezza di una continua domanda, peraltro crescente, di chi anche dei comuni contermini che con nostro, voglio dire, favore, con nostro anche piacere, cercano in Latisana un punto di riferimento. Quindi noi abbiamo una serie di elementi, di sollecitazioni che dobbiamo assolutamente comprendere nelle dinamiche, dobbiamo comprendere qual è il percorso evolutivo di queste situazioni per prevenire le necessità o quantomeno quando si conclamano per dare delle risposte adeguate. È vero anche, come ha detto lei, che ci sono delle responsabilità, ma perfino penali in capo al sindaco, perché noi dobbiamo tutelare, come è giusto che sia, la salute dei nostri cittadini. Il sindaco ha il ruolo di ufficiale sanitario, questo significa che bisogna erogare servizi di assistenza medica all'altezza della situazione con i medici di base, ma a Latisana abbiamo anche un ruolo storico dell'ospedale che serve decine di migliaia di persone e ha anche una prospettiva su ospedale, su sanità, estivi. torneremo, forse non ci sente più il sindaco. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità perché sul tema sanità ospedale sicuramente vale la pena di spendere qualche riflessione in più. A tra poco. Di nuovo insieme con gli ultimi eletti, i primi cittadini che abbiamo coinvolto in questa trasmissione. Torno a Palmanova, vado dal sindaco Tellini. Si parlava del tema sanità poco fa anche con il sindaco di Latisana 7. Si diceva anche che ci sono dei comuni più grandi che hanno un ruolo insomma importante anche rispetto all'ambito, quindi rispetto agli altri comuni. Quanto è importante stabilire una relazione che sia di collaborazione, che sia proficua tra i comuni in un periodo in cui davvero tutto è sempre più difficile? In effetti l'aspetto più preponderante in questo caso è, oltre la sanità ospedalizzata, anche la sanità del territorio. In effetti ci troviamo molto in difficoltà in questi momenti perché c'è stata una programmazione non corretta, per cui ci troviamo di fronte a a medici di base che non si trovano, a infermieri che non si trovano, quelli da mettere sul territorio, per cui è un problema veramente importante. Sarebbe bene che la direzione regionale
prendesse in mano il problema, perché in effetti si dimostra un problema molto importante. Prima il sindaco Di Ruda richiamava l'opera dei medici di base per quanto riguarda i tamponi e per quanto riguarda le vaccinazioni. In effetti anche a Palmanova c'è stato un mini hub che no, certamente non ha avuto i numeri di quelli di Ruda, ma c'è stato, ma questo è stato legato essenzialmente alla buona volontà dei medici di base. Quindi tutta la sanità territoriale secondo me va focalizzata in maniera più precisa. Parto anche, per stare sul territorio, parlo anche dei centri di salute mentale che secondo me devono essere potenziati e soprattutto non devono essere, le ore di servizio non devono essere ridotte. Su questo abbiamo avuto assicurazione ieri del direttore generale che il CSM di Palmanova resterà operativo 24/24. Per quanto riguarda l'ospedale, è chiaro che l'ospedale di Palmanova, che anch'esso serve decine di migliaia di utenti, in questi 2 o 3 anni ha sofferto tantissimo per delle scelte che secondo noi non sono state tecnicamente corrette. Non voglio tornare sul discorso del punto nascita, che in effetti è la cui chiusura a Palmanova e l'apertura alla Tisana, le conseguenze di questi 2 atti è sotto gli occhi di tutto. Noi, quando c'era questa possibilità, avremmo detto, io sono pediatra per cui queste cose penso di conoscere abbastanza a fondo, che in regione con 8.000 nati bastavano 3 punti nascita, Pordenone, Udine, Trieste e Tolmezzo, perché in effetti è una zona disagiata. A questo punto, su questa linea ci avrebbero trovato concordi e noi non avremmo fatto nessuna opposizione. È stato scelto un'altra via e, ripeto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Palmanova l'ospedale di Palmanova in questi ultimi 2 anni ha dato tanto in termini di struttura operativa e di sacrifici nel periodo pre-Covid, ed è stato penalizzato sul versante della routine giornaliera. In effetti stiamo assistendo purtroppo a un depauperamento degli organici, delle specialità che ci sono e anche delle attrezzature. Questo non è un buon segnale. Ieri comunque l'incontro con il direttore generale ci ha un po' rassicurato in effetti, e quindi adesso attendiamo che in effetti quelle che erano state le promesse fatte dalla giunta regionale vengano pian piano mantenute. Noi stiamo in attesa e vigileremo costantemente su questo percorso. Parlava prima di organici in riferimento alla sanità. Per quanto riguarda il Comune, qual è la situazione? Perché questo è un altro dei... Perché si riferisce ai medici di base oppure... No, proprio al Comune, all'organico del Comune, del municipio. Diciamo che il Comune di Palmanova adesso ha completato la pianta organica, è stato in difficoltà parecchio tempo, i miei colleghi sanno benissimo quando sia difficile trovare operai, e soprattutto c'è stato un effetto della legge, la quota 100, che ha decapitato praticamente l'amministrazione. Gente che era di inesperienza è andata in pensione e non è riuscita a far crescere dietro di sé, perché in effetti i comuni sono piccoli, quindi non c'è un vice dappertutto, non è riuscita a far crescere dietro di sé una generazione che possa prendere in mano le redini dell'amministrazione. Questo credo che sia un problema che tutti i comuni hanno. Però adesso siamo tranquilli. Chiaramente, come diceva anche oggi dal prefetto il sindaco Di Ruda, il problema dei segretari comunali è una cosa veramente che inquieta, perché siamo senza guida. Ecco, su questo volevo proprio sentire il sindaco Di Ruda. Qual è un aggiornamento, insomma, sulla questione della quale si dibatte da tantissimo tempo, questa carenza di segretari che poi devono dividersi tra più municipi, insomma una situazione che veramente diventa complicatissima e insostenibile davvero per alcuni municipi. Hai perfettamente ragione. Poi io mi sono trovato in un contesto abbastanza particolare perché, come si sa, insomma, ci sono delle ondate, no, in cui si verificano i pensionamenti. Per cui io ho trovato l'ondata giusta, proprio per cui tutti gli apicali sostanzialmente del comune, partendo dall'ufficio anagrafe, gli operai, il capo ufficio tecnico, ora il ragioniere, il capo della segreteria, praticamente vanno in pensione perché hanno fatto i loro decine di anni di carriera, giustamente arrivano a compimento, e cambiare una persona per un comune grande e cambiare certamente
un grande professionista. Per un comune piccolo a volte significa azzerare l'ufficio, perché se hai uno e quello va in pensione, tu devi ripartire da zero, quindi trovare una persona che possa essere almeno formata, se non la trovi perché i concorsi non ci sono, eccetera, cercare di supportare la persona che entra in un percorso formativo, insomma, non è semplice. Che c'è poi anche il problema dell'affiancamento o dell'impossibilità di fare questo affiancamento. Anche dell'affiancamento. Allora ci troviamo di fronte a segretari che hanno 3-4 comuni a scavalco, ragionieri ci sono pochi e anche la figura del ragioniere, così come altre professionalità molto specifiche, significa portare avanti il bilancio comunale. Se si paralizza il bilancio si paralizza la spesa, quindi ci sono veramente delle situazioni in cui i comuni vanno in sofferenza. Più piccoli sono, più diventa complicato l'avvicendamento e anche come dire, la strada per queste professionalità che non sono banali, cioè non pensiamo che il dipendente pubblico è quello che in sostanza a volte no, cioè, si dice che è lì un po' così a non far altro che no, ci sono professionalità e anche lì che assumono responsabilità personali e gestiscono macchine che sono complesse in termini di normative, di legislazione, in termini anche di, come dire, quando hai un'amministrazione che chiede, giustamente, perché il ruolo dell'amministratore è anche di chiedere di poter fare il più possibile per la tua comunità, certamente le macchine amministrative, quindi i funzionari fanno fatica ed è un problema. E poi ricade molto sulle spalle dei sindaci che devono far fronte a tutta una serie di problemi con i cittadini che insomma giustamente chiedono servizi e li pretendono poi e vanno, come abbiamo detto tante volte, a bussare alla porta del sindaco. Diceva prima il sindaco Sette della responsabilità penale, no? Che è in capo al sindaco su tutta una serie di tematiche. Alla Tisana, per quanto riguarda l'organico, la situazione qual è intanto? L'organico, diciamo che in questo momento è abbastanza completo, tenendo presente che noi abbiamo anche delle attività in convenzione come l'ambito socioassistenziale che in qualche modo rientra comunque nel personale del comune e dove abbiamo colto delle opportunità anche le più recenti, per cui l'altro ieri è scaduto il termine per l'assunzione di 5 profili del contesto socio-assistenziale che ha visto giungere oltre un centinaio di domande e sono concorsi aperti verso l'esterno per professionalità che possono essere ad integrazione dell'organico già in forza. Questo perché la pubblica amministrazione, come diceva poc'anzi il sindaco di Ruda, effettivamente è un centro di alta professionalità, ormai è richiesto questo, ma è anche un'opportunità. L'auspicio è quello che anche a livello locale nel nostro Friuli si consolidi sempre di più la consapevolezza dell'opportunità del lavoro, della professione nella pubblica amministrazione. Il Comune di Latisana in questo da subito ha iniziato e cercherà per tutta la consigliatura di essere all'altezza di fornire le opportunità e quindi di proporsi e di proporre in ogni modo la collaborazione a chi possa svolgere un lavoro in ambito di pubblica amministrazione. Quindi questo è attualmente lo stato della situazione che stiamo cercando ulteriormente di implementare, perché c'è il tema anche dei programmi comunitari. Abbiamo avuto l'altro giorno proprio 2 parlamentari europei con cui abbiamo definito un rapporto stabile di informazione, di presidio di quelle che sono le opportunità finanziarie che, ricordiamo, possono riguardare anche progetti in spesa corrente, quindi per attingere risorse finanziarie destinate al corrispondere sostanzialmente gli stipendi, che siano anche a tempo determinato o nell'ambito di istituzioni più articolate. Adesso non so se è noto, ma con il 2021 sono entrate in funzione, in vigore, le comunità anche nella Bassa Friulana. C'è la comunità della Riviera della Bassa Friulana che riunisce 12 comuni, sono le ex UTI, si parlava a suo tempo, e anche in questo contesto ci sono state opportunità per un impiego diretto,
finora di 5 profili professionali che operano qui presso il comune di Latisana, e anche su questo stiamo cercando di implementare, di ampliare, e quindi ci guardiamo continuamente attorno e cerchiamo di essere tempestivi su quelle che sono le possibilità date dai regolamenti, dalle leggi nazionali, regionali e anche europee, come dicevo prima. Allora, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. A tutti voi l'augurio di buon lavoro, teneteci aggiornati su quanto accade nel vostro territorio. Grazie allora al sindaco di Latisana 7, al sindaco di Palmanova Tellini e al sindaco di Rudal Narduzzi. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi parleremo con altri nuovi primi cittadini della nostra regione. A tra poco. Di nuovo insieme a Elettroshock con gli ultimi eletti abbiamo altri due primi cittadini che ci hanno raggiunto in studio e che saluto. Qui a fianco a me Marco Clama, sindaco di Paularo, benvenuto, buonasera, grazie per essere con noi, e un saluto anche a Enrico Basaldella che è stato riconfermato sindaco di Moimacco. Buonasera, grazie per essere qui. Allora, io partirei subito da Moimacco perché all'ultima tornata delle amministrative in Friuli Venezia Giulia sono state interessati 38 comuni, 5 dei quali avevano un candidato unico. Una riflessione insomma che abbiamo fatto in studio in occasione insomma delle trasmissioni organizzate per queste amministrative è stato dire che questo numero di candidati unici nel tempo sta aumentando e 5 su 38 è sicuramente un numero importante. Peraltro a Moimacco non era mai successo prima. Esatto, esattamente, non era mai successo prima ed è una cosa effettivamente che colpisce. Beh, diciamo che il numero delle preferenze che ci sono state accordate è aumentato rispetto alla volta precedente e questo ovviamente ci fa piacere, ringrazio i cittadini di Moimacco per questo. Tuttavia effettivamente il correre da soli implica doversi misurare con un avversario duro che è il quorum, specialmente di questi tempi. L'affluenza infatti è stata non altissima, seppure superiore rispetto alla media nazionale, cosa di cui appunto sono comunque molto contento, però è bassa, ecco, questo sì, sicuramente. E questo ci impone, credo, anche una riflessione su quello che è il grado di disaffezione della popolazione o diciamo della nostra società in generale alla cosa pubblica. È sempre difficile trovarsi a commentare, a interpretare i dati relativi all'affluenza. Questo vale sicuramente per le politiche, però per le amministrative c'è qualcosa di più, perché le amministrative ti portano a scegliere chi guiderà il tuo paese, la tua città. Quindi forse ancora più, mi passi il termine, triste, comunque preoccupante che ci sia questa disaffezione. Sì, ribadisco, ci sono stati comunque dei segnali positivi e alcuni potrebbero anche interpretare il fatto che tanti non siano andati a votare perché c'è l'idea che tanto comunque vincono loro, come si dice, no? Essendoci solo una lista. Però al tempo stesso fa pensare che ci sia un po' meno interesse nella gestione della cosa pubblica. Ed è per questa ragione che francamente ritengo che sia fondamentale che nell'azione dell'amministrazione in questo mandato ci sia anche un contributo a sensibilizzare fin da giovani praticamente i moimacchesi alla cosa pubblica. Abbiamo certe iniziative, insomma. Ci state lavorando? Assolutamente sì. Ci state lavorando, questo sì è assolutamente importante. La vita delle comunità è centrale, è giusto dedicare attenzione a questo. Si parlava di giovani, di coinvolgimento dei giovani, insomma sicuramente giovane è il nuovo sindaco di Paularo. In questo caso è stata una sfida a 3, peraltro anche con il sindaco uscente. Com'è andata questa campagna elettorale? Beh, visti i risultati, insomma, la campagna elettorale ha dato buoni frutti, buoni esiti. Abbiamo avuto probabilmente a Paularo il problema inverso rispetto a Moimacco, nel senso che mentre a Moimacco ce n'erano pochi, a Paularo forse ce n'erano troppi. Però questo è anche un segnale positivo, secondo me, perché dà segno anche che c'è interessamento nella comunità alla vita amministrativa del paese, quindi insomma, sono soddisfatto per gli esiti della campagna elettorale, ma c'è stata anche un'affluenza
abbastanza buona alle urne, quindi diciamo la vita amministrativa, la vita politica in paese è sentita ancora a Paolaro e quindi questo è sicuramente un elemento importante. Che cosa l'ha spinta a scendere in campo? Allora, quello che mi ha spinto principalmente è la voglia che a Paolaro, voglia che è stata dimostrata con il voto, la voglia di rinnovare, di cambiare, di dare fiducia ai giovani, perché la nostra squadra, al di là del candidato sindaco, comunque è una squadra prevalentemente di giovani. E la squadra, l'ho detto più volte durante tutta la fase della campagna elettorale, è una squadra che è composta sì da giovani, sì da inesperienza, ma anche da persone che hanno già avuto delle esperienze all'interno del Consiglio dell'amministrazione comunale, ma di tanta voglia di mettersi in gioco, voglia di lavorare per il bene del nostro comune e anche di molte persone che sono attive nell'associazionismo e nella vita sociale di Paolaro. Ecco, lei peraltro è tra quelli attivi nell'ambito dell'associazionismo. Quanto conta questo mondo, l'attività, il servizio che viene svolto dal volontariato e quanto conta soprattutto anche nelle realtà più piccole, laddove non sempre ci sono tutti i servizi che servirebbero per una comunità? Ecco, appunto per questo motivo nelle realtà più piccole il volontariato, l'associazionismo è importantissimo, è alla base della vita sociale, del tessuto sociale. Io per esperienza personale, dato che faccio parte di diverse associazioni, vedo che c'è un problema nell'ingresso dei giovani, nell'ingresso delle persone in generale all'interno delle associazioni. Spesso ci si ritrova sempre con le stesse persone in più associazioni a dover lavorare, questo rende difficoltoso operare negli eventi che magari coinvolgono più associazioni, ma anche nel lavoro quotidiano che tutte le associazioni hanno, perché noi vediamo il lavoro delle associazioni quando ci sono gli eventi, quando ci sono le manifestazioni, ma in realtà le associazioni hanno un lavoro che non dico sia quotidiano, ma quasi. Quindi alla base del nostro programma, alla base della nostra attività ci sarà sicuramente il volontariato e la collaborazione con tutte le associazioni, cosa che abbiamo già cominciato a fare. E a Moimacco come siamo per quanto riguarda l'associazionismo? Qual è la situazione? Beh, il terzo settore è di vitale importanza, anzi posso dire che buona parte della mia lista, me compreso, viene da quell'ambito. Noi, prima del mandato che si è appena concluso, io non avevo esperienza politica e venivo invece proprio da quel settore. E credo sia fondamentale che chi va a amministrare conosca quel contesto, perché, come spesso ricordo, l'associazionismo è il sale della comunità, è costituito dalle persone che più vogliono bene alla comunità. Il ruolo dell'associazionismo in una comunità piccola come la nostra, alla fine insomma le dimensioni con Paolaro sono paragonabili, è altresì fondamentale, perché c'è una collaborazione nella gestione degli eventi, ma come dicevo c'è anche questo scambio costante insomma di suggestioni tra quella che è appunto l'amministrazione e quella che è la comunità. Quindi assolutamente un contesto che va osservato con particolare attenzione. Ha a che fare con quel prendersi cura degli altri, esatto, avere a cuore la propria comunità, che insomma come sindaci credo sia poi la spinta, no? Il passo veramente breve. Assolutamente sì, assolutamente sì. Qualche consiglio da dare al neo collega? Studiare. Studiare e approfondire ogni dettaglio, non trascurare assolutamente niente, perché la materia dell'amministrazione e il ruolo del sindaco in particolare è complicato, c'è davvero molto insomma, però è anche fonte di soddisfazione. Soddisfazione che viene dalla consapevolezza poi di aver approfondito, di aver fatto bene, ecco, quella è la cosa importante. Qualche consiglio da chiedere, visto che approfittiamo di questo sportello sindaco? Beh, sicuramente avremo occasione di vederci, anche perché il collega lavora a Paolaro, quindi... Abbiamo scoperto questo, che il sindaco di Moimacco lavora a Paolaro, quindi ci saranno occasioni per confrontarsi. Per confrontarsi e quindi insomma
adesso che lo sappiamo ci scambieremo i numeri senza problemi, assolutamente un sì. caffè ogni tanto. Ecco. Visto che abbiamo parlato di lavoro, come si concilia la propria professione con il ruolo di sindaco, in particolare nei comuni più piccoli, dove insomma sappiamo quanto lavoro c'è sulle spalle del primo cittadino? Beh, per quanto mi riguarda, con molto impegno, si concilia con molto impegno perché vabbè, io sono un medico, come ha ricordato poco fa appunto il collega, lavoro anche a Paularo come guardia medica e ho scelto appunto di fare questo nel periodo del mandato perché gli orari si conciliano con maggiore facilità e quindi ho disponibilità di più tempo in orario d'ufficio, quando evidentemente si svolge la maggior parte del mio lavoro da sindaco. Nel mio caso specifico poi il periodo contingente che stiamo attraversando, cioè quello dell'emergenza pandemica, ha significato un doppio carico di lavoro, sia come amministratore che come medico. Per cui saluto con speranza il calo dei contagi che si sta verificando e l'auspicio di un ritorno alla normalità quanto prima. Insomma, impegno a tempo pieno durante il giorno come sindaco e poi per riposarsi, diciamo così, la guardia medica a Paularo. Insomma, c'è Paularo che in qualche maniera vi unisce, c'è anche il mondo dell'associazionismo, diciamo come origine, che ci unisce. Vedo bene un gemellaggio Moimacco-Paularo a questo punto, ragionateci Ci penseremo. Allora, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torneremo a parlare con i sindaci di Moimacco e Paularo. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio con Marco Clama ed Enrico Basaldella, che sono rispettivamente nuovo sindaco di Paularo e riconfermato primo cittadino di Moimacco. Abbiamo scoperto diverse affinità nella prima parte del nostro dialogo. Ecco, Basaldella faceva riferimento prima al periodo della pandemia, che personalmente l'ha visto coinvolto sia come sindaco che come medico. Com'è stato, com'è il periodo della pandemia a Paularo? Com'è stata vissuta questa durissima emergenza? Beh, a Paularo c'è stato un momento nell'inverno, nella stagione invernale trascorsa, in cui c'erano diversi contagi, c'è stato un picco di contagi e in paese c'era un po' di paura per l'esplosione della pandemia. E adesso attualmente non ci sono casi, non ci sono preoccupazioni particolari, le persone hanno recepito il messaggio e hanno imparato insomma che devono rispettare le regole. Questo lo stiamo facendo tutti e a Paularo fortunatamente c'è disciplina, quindi attualmente non abbiamo di queste problematiche. Ecco. Abbiamo visto purtroppo nel corso di questa pandemia scene di paesi vuoti, tanti locali chiusi, tanti laddove ce ne sono tanti, pochi laddove ce ne sono meno, insomma erano scene davvero spettrali ad un certo punto. Questo è successo per un momento anche a Paularo. Che effetto faceva da cittadini vedere il paese così? Ecco, in un paese piccolo di dimensioni modeste, insomma di montagna, gli esercizi commerciali, ma tutte le attività economiche in generale sono di fondamentale importanza per mantenere vivo il tessuto sociale e vivo il paese. Questo è stato preoccupante perché veder chiudere le attività per un determinato periodo, magari qualcuno anche rischiare di chiudere definitivamente, fa paura. Noi adesso stiamo lavorando anche a un piano di eventi da proporre per i prossimi anni in modo tale di cercare di offrire un'opportunità di recupero alle attività commerciali e agli esercenti del territorio. Anche perché nei piccoli paesi le attività commerciali, gli esercizi commerciali sono luogo di ritrovo, sono motivo di socializzazione e per alcuni purtroppo l'unico momento anche di incontro con altre persone, giusto? Sì, esatto, difatti come ho detto prima è di fondamentale importanza che ci siano. A Paularo abbiamo anche la fortuna, noi siamo il secondo comune della Carnia per numero di abitanti e questo, il fatto che ci siano tutte le attività che consentono la vita quotidiana
su tutto il territorio di Paolaro, quindi noi abbiamo dagli alimentari ai bar, ai ristoranti, tutti i servizi che diciamo permettono una vita quotidiana. Questo è fondamentale perché lo spopolamento, che è un trend in continua crescita, sia magari contenuto rispetto ad altre realtà della Carnia. Vado dal sindaco di Moimacco per chiedergli che cosa è rimasto in sospeso del mandato che si è chiuso e che insomma vuole assolutamente portare a compimento, e quali invece le prossime sfide per il nuovo mandato. Beh sì, abbiamo diversi progetti che aspettano di essere conclusi, portato avanti. In primis quello della piazzola ecologica, come si dice, che a Moimacco mancava e che a Moimacco presto ci sarà, frutto di un'operazione secondo me anche abbastanza intelligente di recupero di un capannone industriale che è stato acquisito ad un prezzo anche vantaggioso. Ecco lì in breve dovremmo riuscire effettivamente a far sì che si possa attivare un centro di raccolta rifiuti e poi successivamente implementarlo con il tempo. Dovrebbe esserci tra l'altro anche, cioè è così grande questa struttura che dovrebbe esserci spazio anche poi per le associazioni di cui parlavamo prima, che magari hanno bisogno appunto di depositi o insomma supporti logistici, ecco, mettiamo così. Altri punti importanti sono invece dedicati a quello che è il vivere del paese. La nostra lista si chiama Vivere Moimacco e quindi non potevamo non portare attenzione a questo aspetto. Abbiamo concluso nel precedente mandato un'altra operazione abbastanza laboriosa che ha portato all'acquisizione in via definitiva di un terreno, un rettangolo verde, diciamo così, in mezzo al paese, frutto di una donazione da parte della Fondazione De Claricini e che adesso è divenuto a tutti gli effetti di proprietà del Comune di Moimacco. Su quest'area contiamo di realizzare un parco e ulteriori strutture a beneficio appunto delle famiglie e della terza età, per la realizzazione delle quali evidentemente dovremo confrontarci con la popolazione stessa. Nel frattempo comunque abbiamo già realizzato un percorso ciclabile, andremo a completare con una piantumazione piuttosto importante, come è giusto che sia in un parco, e una recinzione. Infine, ultimissima cosa, nell'immediato lo sviluppo del polo, diciamo il potenziamento del polo sportivo che ha beneficiato di un importante contributo da parte della Regione, siamo quasi al €1 milione, e che anche questo richiederà, in parte un lotto partirà a momenti, diciamo così, e in parte invece sarà opportuno un confronto con la popolazione per come dire, calibrare bene il secondo lotto. Per quanto riguarda Paolaro, le sfide di Marco Clama e della sua amministrazione quali sono? Allora noi, come già abbiamo annunciato in campagna elettorale, abbiamo fatto un programma che è sì ambizioso, che punta al futuro ed è un programma a lungo termine anche per certi aspetti. E noi abbiamo creato un programma che non solo contempla le esigenze che ci sono nel nostro comune, ma che va incontro agli obiettivi della programmazione sia regionale che europea, quindi abbiamo cercato di costruire delle proposte, dei programmi che poi trovino insomma, riscontro anche all'interno delle misure di finanziamento regionale ed europee. Abbiamo puntato molto sul turismo lento, perché Paolaro secondo me ha delle potenzialità represse davvero notevoli. Il nostro programma mira a ripristinare quello che già c'è di buono nel nostro comune, già quello che può essere valorizzato, ma a completare anche, ad esempio, degli anelli ciclabili in quota, sfruttando le strade forestali già esistenti e quindi completando degli anelli con sistemi di ricarica, sistemi di bike sharing, quindi turismo lento ma anche nel rispetto dell'ambiente, e offrendo anche delle soluzioni per l'incremento, l'aumento della ricettività, che ahimè è un punto dolente e a Paolaro la ricettività manca davvero molto, quindi promuovere il recupero sia degli edifici privati da parte dei privati, ma cercando anche di ampliare il camping, che attualmente è il punto più gettonato dai turisti per sostare qualche giorno,
e poi dobbiamo rivalorizzare delle strutture, ad esempio attualmente sono in corso i lavori di sistemazione delle vecchie scuole, va ripristinato l'edificio centrale del municipio e vogliamo valorizzare anche tutto il complesso delle ex caserme Maronese e vogliamo anche dare un punto di ritrovo che sia anche flessibile poi a tutte le associazioni e a tutti coloro che volessero poi organizzare degli eventi, delle manifestazioni, creando una struttura fissa che sia di agevole utilizzo nel caso in cui si vadano ad organizzare delle manifestazioni e degli eventi. Un programma ambizioso, sicuramente, tanto da fare con l'obiettivo appunto di valorizzare Paularo. C'è una domanda che non posso non fare a un sindaco giovane che ci ha detto di aver messo in piedi una squadra giovane, i giovani e la montagna. Quanti ne ha persi Paularo e cosa fare per creare le opportunità ed evitare solo di pensare che qualcuno voglia andare via? Allora, Paularo ha un'identità forte e nonostante non sia un punto di passaggio come possono essere altri comuni di vallate limitrofe, è in una posizione più comoda magari rispetto alla gran parte degli altri comuni carnici, quindi siamo agevolati da un punto di vista per accedere al fondovalle, ma misure che potrebbero mantenere i giovani del comune di Paularo sono sicuramente legate al lavoro, quindi alle attività produttive, all'occupazione, e su questo noi vogliamo lavorare molto, ad esempio attraverso la realizzazione promuovere la realizzazione di reti di impresa e riducendo la filiera, quindi con una filiera corta, promuovendo anche i prodotti locali con dei marchi di vallata. Grandi sfide, importanti sfide, non ci resta che augurarvi buon lavoro. Fateci sapere se ci sono magari sviluppi, se dal vostro confronto nascerà anche qualche proposta. Abbiamo parlato della collaborazione tra comuni, non è detto che sia solo tra comuni limitrofi, la condivisione dell'esperienza può essere sempre positiva. Grazie anche a voi per essere stati in studio e naturalmente buon lavoro. Per questa sera ci fermiamo qui, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.